E allora una buona serata al pubblico presente, serata finale della 15ª edizione del Crese Cup. Si comincia con la finalissima Crese Girl, in verde le Compagnucce, in arancio Panevino e San Daniele, due squadre che hanno meritato, strameritato questa finalissima. A seguire il terzo-quarto posto Crese League e poi primo-secondo posto sempre della medesima competizione. Premiazioni rinviate a martedì 19:30 alle Torri d'Europa, perché stasera i trofei volavano via e ce li saremmo probabilmente trovati a Belgrado o giù di lì. Barriera 2 con Broili e Krivici, piazzata dalla portiere Paola Marsanic. Parte Giovannini col destro, grande parata di Paola Marsanic, che vola a togliere la sfera dal 7 alla sua sinistra. Molto molto bello l'intervento. E ora ancora il destro provato improvvisamente da Giulia Inglese, che non inquadra la porta per poco. E pallone lungo verso Davenia, ancora chiusura di Del Santo, Broili la tiene bene in campo. Poi l'appoggio di Femia, prova la fuga in solitaria con la grandissima giocata di Luisa Usenic. Vantaggio Panevino e San Daniele, quinto minuto e pochi secondi. Velocità doppia la numero 7. Niente da fare per Marta Marcuzzo, 1-0 per l'Arancio. E ora la risposta immediata delle Compagnucce con Giulia Inglese, che però viene fermata sul nascere. E ora Davenia prova a disturbare il buon disimpegno comunque di Femia, che appoggia a colei che ha sbloccato questa finale. E ora nuovo fraseggio con Sottile, Krivici, buono l'aggancio, poi la sponda che trova Broili, 3 contro 2. Broili apre a sinistra per Usenic, che converge, vuole il destro, cerca di chiuderlo, attenzione alla deviazione, quasi autorete di Piera Miani. A pochi centimetri dal 2-0 qui Panevino e San Daniele. Buoni ritmi però in questa finale. Primo-secondo posto Crese Girl. Chiede scusa la numero 9. Adesso Giovannini prolunga, attenzione perché c'è Giulia Inglese. Altro intervento, salva risultato di Paola Marsanic, che ci mette il corpo con grande coraggio. Secondo intervento di livello per il portiere di Panevino e San Daniele. Sempre testa alta, pallone sulla corsa di Usenic, molto preciso contro Miani, non passa verso Krivici, sarebbero state in due con Avanzini in mezzo. Ora ancora Femia, vede la partenza di Sottile, c'è un po' di spazio per Devora Sottile che incrocia il destro. Giovannini non riesce a murare la conclusione, Marcuzzo non può intervenire. 21:30 sul cronometro, 2-0 Panevino e San Daniele. E ha trovato il colpo giusto, l'angolo scoperto. Ora attenzione subito alla verticale di Giovannini per Bredariol, che cerca Passador sul secondo palo, poi non riesce, la sponda verso Giovannini. Buona chiusura di Usenic. Ora Usenic prova un palleggio, Avanzini la ferma, rimessa ancora Panevino e San Daniele. Femia di prima intenzione, preciso per Krivici, c'è spazio per Broili che può stoppare il destro e palla in rete. Alice Broili, tutto molto ben congegnato da Femia e Krivici. Broili scarta il regalino e fa 3-0, 22:40 sul cronometro. E quando riescono a trovare un po' di combinazioni, giocano davvero un bel calcio le ragazze in maglia arancio. Adesso Usenic intercetta Giovannini, bene per Bredariol, che ha un ottimo controllo, sinistro, ancora la parata di Marsanic. Sottile, è stata lei a mettere in rete il 2-0 prima della terza rete di Broili. E adesso gran palla di Krivici per Broili, 4-0, doppietta di Alice Broili, ma passaggio veramente stupendo, fatto benissimo da Martina Krivici. 4-0 Panevino e San Daniele allo scadere del primo tempo. E grande giocata di Martina Krivici qui, uno di recupero dice l'arbitro. Giovannini prova da lì, Marsanic controlla. Corridoio precedente della 9, davvero da grande giocatrice. Minuto di recupero che sta quasi per scadere, occhiata al cronometro da parte dell'arbitro, che adesso il fischietto in bocca e dice che per questo primo tempo può bastare così.
Usenic, poi Sottile, 2 volte Broili, 4-0 Panevino e San Daniele, e una seria ipoteca sul primo posto in questa Crazy Girl. E allora accenno d'intesa del direttore di gara con i portieri di Panevino e San Daniele e le compagnucce. Si ricomincia, 25 minuti di tempo per vedere se la squadra in maglia verde fluo saprà rimontare 4 reti a Panevino e San Daniele. Pallone però ben smistato qui sulla sinistra, nel lungolinea verso Broili che sfugge alla guardia di Pieramiani. Ancora Alice Broili, il doppio passo destro, attenzione in 2 tempi. Manca il primo intervento Marcuzzo, poi miracolosa sul tap-in di Sottile, che adesso va a lottare e a recuperare. Femia, Usenic, ancora Femia che può provare il destro. Subito addosso Sottile, c'è Femia che cerca il sinistro da lì. Rimpallato proprio da Giulia Inglese, Bredarioli in mezzo a 2 avversarie, poi da terra, solo per un attimo, Del Santo per Broili che taglia benissimo. Alice Broili, esultanza grintosa, tripletta per lei. 5-0 Panevino e San Daniele. Quasi terzo minuto di gioco della ripresa, davvero scatenata la giocatrice in maglia arancio numero 5. E ora Bredariol per sbloccare il tabellino delle compagnucce, non riesce però a concludere verso la porta di Marsanic. Taglia dentro Bredariol, il pallone è per lei. Ancora per Giovannini, Usenic, Femia, chiude bene l'1-2 con intelligenza Femia, poi Usenic, altro 1-2 con Broili, bellissima azione e rete del 6-0. Contropiede altamente spettacolare, molto ben gestito, e doppietta di Usenic. Tocco beffardo sull'uscita di Marcuzzo, gol veramente bellissimo. Doppio 1-2. Adesso, fatte le debite proporzioni, mi ricordò un gol del Milan con la Samp ai tempi di Shevchenko e Serginho, ma insomma, altra epoca. Rimessa di Daveni, ancora Nardini, Bredariol può controllare Giovannini, anticipata da Sottile. E ora nuova possibilità di contropiede con Broili che la vede, grandissimo servizio, ancora Deborah Sottile per la doppietta personale, non riesce a trovarla. Altro contropiede veramente gestito in maniera perfetta dalle arancio. È mancato solo, tra virgolette, il gol. Poteva essere doppietta anche per Deborah Sottile che ci è andata veramente vicina. Adesso Giovannini subito attaccata. Usenic, Broili. Si fa vedere Passador, subito Del Santo. Ancora Broili. Finta per un attimo il tiro. Arriva Femia, rimorchio, attenzione alla 64, c'è il gol di Federica Femia. 7ª rete per Panevino e San Daniele, 7 minuti e 20 sul cronometro. E ora le compagnucce chiamate a rendere quantomeno inferiore il passivo rispetto alle 7 reti che stanno maturando. Non sembrano dello stesso avviso però le ragazze di Panevino e San Daniele, con Broili non è granché d'accordo, la numero 5, protagonista di una tripletta in questa finale. E ora buono questo 1-2 con Giulia Inglese che scaraventa in rete il primo gol delle compagnucce. 1-7 ora il punteggio. Gol però molto molto bello quello di Giulia Inglese. Sul bel 1-2 chiuso da Stefania Passador. Considerando anche le 3 chance collezionate nel primo tempo, punto meritato quello della squadra verde fluo. Poi cecconi di prima intenzione per Passador che vuole l'1-2 con Bredariol. Occhio a Pintus, Bredariol, altra grande parata di Marsanic che va giù molto molto bene sulla propria sinistra. E ora errore di Sottile. Marsanic vuole evitare il corner, non ce la fa. Ma altro grande intervento, 4 parate. Tocco per Nardini, Giovannini continua il pressing, Avanzini di prima intenzione, un paio di deviazioni, occhio a Bredariol che allunga le leve, il sinistro che va a freddare stavolta Marsanic sotto la traversa. 14:30, seconda rete per le compagnucce. 7-2 adesso il parziale. Dopo Giulia Inglese, il sinistro di Vanessa Bredariol.
quando mancano 10 minuti, poco più, ed eventuale recupero chiaramente. Ne piazza 3 in barriera Marsanic, parte Giovannini, il suo destro rasoterra, indovina l'angolo alla destra del portiere. Terzo gol delle compagnucce, primo meritato personale per Sara Giovannini. E ora Femia con 2 avversari addosso. Broili e Del Santo hanno voglia di far festa in panchina. E intanto Krivici che ingaggia l'ennesimo duello con le avversarie, riuscendo comunque a conservare il possesso del pallone. L'arbitro ha il fischietto in bocca, vediamo se per mettere fine a questa finale. Ma Sottile rischia di fare un altro gol, non lo trova per poco, arriva il triplice fischio dell'arbitro. Panevino e San Daniele conquista il titolo Crazy Girl, battendo meritatamente 7-3 in finale le compagnucce. Squadra verde in rete con Inglese, Giovannini e Bredariol. Per Panevino Sottile, Femia, 3 volte Broili e 2 volte Deborah Sottile. Tra poco la serata Crazy League con terzo, quarto e a seguire primo e secondo posto.